C'è grande attesa per il prossimo venerdì 28 maggio per questa inaugurazione del nuovo tratto della superstrada pedemontana del Veneto dal casello di Bassano ovest del Grappa a Montebelluna. Saranno 35 chilometri che permetteranno quindi di collegare l'Alto Vicentino al Trevigiano. Ultimi ritocchi dunque per quello che diviene il tratto più importante in assoluto della massiccia opera viaria che permetterà al traffico merci di raggiungere senza interruzione il polo industriale del Montebellunese, che a sua volta sarà collegato ai distretti industriali di Bassano, Thiene, Schio, Montecchio Maggiore, con la possibilità di interconnessioni che portino alla 4, a 31 e a 27. Un tratto che farà anche da cartina tornasole per la valutazione della fruizione dell'arteria stessa. Lo scorso novembre l'inaugurazione del casello di Bassano Ovest del Grappa con Breganze, che però non ha avuto al momento grande successo, forse a causa dei prezzi di pedaggio. Grande risparmio di tempo in compenso. Treviso sarà collegato all'Alto Vicentino in appena 40 minuti rispetto all'ora e più impiegata attualmente.